Dal 25 maggio 2008 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto dell'allegato 2. Le abbiamo separate in ordinanza, l'avvocato Botteone ha separato, perché abbiamo un allegato 1 che avete tutte le linee guida. Poi ci sono un allegato 2 che sono linee guida proprio nazionali, che non sono le linee guida delle regioni, ma sono delle linee guida nazionali. E sono per guide turistiche e professioni della montagna. Quindi anche dal 25, secondo linee guida nazionali, le guide turistiche e le professioni della montagna vanno in questa direzione. Però voi avete capito, e capito dall'impostazione dell'ordinanza, che noi stiamo preparando la culla per il neonato. Cioè, noi non abbiamo abdicato al ruolo turistico del Veneto, ma per far turismo ci vuole tutto il corredo, che è rappresentato dagli alberghi, dall'offerta ovviamente ricettiva, ma anche da una serie di servizi che sono il parco acquatico, che sono le attività delle guide turistiche e quant'altro. Insomma, ci stiamo attrezzando, mettiamo in moto i motori al minimo, ma poi andranno a regime. Io immagino nel giro di una settimana, 10 giorni, saremo già, diciamo, a buon regime. Per questo abbiamo voluto partire prima. Inutile che andiamo al 13 agosto a dire che il 14 si fa turismo. No, prima. Però volevo anche ricordarvi, lo dico agli albergatori, abbiamo dato una risposta a una FAQ che comunque magari rinnoveremo, potremmo anche inserirla in questa ordinanza rispetto ai buffet. Abbiamo risolto il tema del buffet nell'albergo e quindi il buffet è elemento di mescita di alimenti e bevande e non è fuori legge. Ovviamente il buffet, ve l'avevo già detto l'altro giorno, dove è servito. Bene. Dal 1 giugno, quindi lasciamo perdere lunedì prossimo, dal 1 giugno, voi avete visto che sembra che abbiamo dimenticato le attività, ma non le abbiamo dimenticate. L'assessore Lanzarin anche stamattina ha fatto l'ultimo giro con le parti sociali e con le realtà delle scuole dell'infanzia e i centri estivi e quant'altro, e ne viene fuori che noi allora facciamo cosa? Diciamo, dal 1 giugno si parte, c'è una settimana, diciamo, al cuscinetto, per due motivi, vi dico la verità, come al solito. Il primo necessario è quello di mettere tutti nelle condizioni di attrezzarsi, perché qui sì, se dici lunedì si apre, cioè ci sono i bimbi davanti alle porte. Il secondo, non irrilevante, ve lo dico, perché vogliamo, ma qui c'è la dottoressa Russo che può insegnare a tutti noi messi assieme, vogliamo anche vedere gli 8-10 giorni dall'apertura del 4 che produzione avranno rispetto ai contagi, a eventuali recrudescenze, e allora abbiamo detto, cioè aprire l'asilo ancora in una fase di limbo nella quale non sappiamo che ricaduta ci sarà rispetto all'apertura del 4 può essere rischioso. Quindi il primo. La prossima settimana. Servizi per l'infanzia 0-17. Considerate che le linee guida 03, secondo l'intesa con i colleghi presidenti, avranno anche una validazione nazionale, vista la delicatezza dell'utente, 0-3 anni, e quindi noi diciamo lunedì 0-17, sapendo che il 03 in settimana deve essere validato a livello nazionale dal Comitato Tecnico Scientifico, dall'Istituto Superiore della Sanità, da quello che è. Sempre il 1 giugno, questo è dei bambini. Ecco, volevo dire, altro aspetto, noi poi diciamo in questa ordinanza, lo dico perché comincino a pensare di mettere in moto i motori, con questa ordinanza annunciamo che appena abbiamo le linee guida, penso che sia questione di qualche giorno, perché io le ho già viste impostate, diciamo con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida, che non sono allegate oggi perché fisicamente non ci sono, da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema, spettacoli con pubblico dal vivo, i concerti, il teatro all'aperto, il teatro in generale, attività dei centri termali e centri benessere, vi ricordate bagno turco e saune, e discoteche. Con questa ordinanza che spero di fare in settimana
con questa ordinanza che spero di fare in settimana, chiudiamo tutta la partita. Adesso non chiedetemi, ma le discoteche quando apriranno? Sicuramente non il 1° giugno, però insomma vedremo di fare in modo di mettere in fila queste ultime attività assieme alle terme e quant'altro e di riuscire sicuramente a fare l'operazione per giugno, io spero nella prima parte di giugno. Infine c'è una postilla che abbiamo messo dentro: i corsi per il rilascio di master si attengono alle disposizioni di cui è la scheda relativa all'allegato della formazione professionale, è un tema che ci è stato richiesto. Efficacia temporale: l'ordinanza scade il 14 giugno. Perché? Perché il 15 scade il DPCM e quindi ci sarà un resumé, ma guardate, io ho l'impressione, ve lo dico, che il 15 decadrà tutto e non ci sarà più ordinanza, perché nel momento in cui non ordiniamo più vuol dire che tutte le attività sono libere. Quindi immagino che il 15 potrebbe prudenzialmente, sarebbe da ritenersi prudenzialmente data ultima della fine del lockdown totale. Ho dimenticato qualcosa? Sì, mancano tra quelle le sagre e le fiere, quelle tra le discoteche. Le discoteche, sagre e fiere, scusate, ho saltato io nel leggere. Discoteche, sagre e fiere, cioè, insomma, sapete il Veneto quanto ricco sia di queste attività. Ovviamente dobbiamo scollinare questa prima fase di questi primi 8-10 giorni dal 4 di maggio per capire cosa accade dal punto di vista epidemiologico. Giustamente la dottoressa Russo, che è il governo della prevenzione, ci dice vediamo cosa accade.